Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Bene, come potete ben vedere ci troviamo finalmente all'interno della nostra mappa principale, nel cuore dei Caraibi, in compagnia del nostro grande presidente. Allora, eccolo qua, il nostro grande Slash con barbona e occhialoni, pronto a continuare la sua splendida avventura. Quest'oggi ragazzi ho iniziato, come dire, ho ripreso la campagna in Tropico, proprio perché, come dire, mi andava molto, perché è un gioco al quale sono molto appassionato. Però tranquilli che nei prossimi giorni arriveranno anche dei gameplay su Rome 2 per tutti gli appassionati di quel genere strategico. Allora, però prima di lanciarci immediatamente nella nostra campagna, come dire, prima di lanciarci ai prossimi passi, vedremo un po' di fare un piccolo riepilogo. Intanto la nostra economia si basa principalmente sull'esportazione di materiale tessile lavorato in questa industria, proveniente dal cotone delle nostre grandi piantagioni. Stiamo anche esportando del caffè, come potete ben vedere, addirittura il cotone è già pronto, impacchettato, eccolo qui, ma ci siamo lanciati anche qualche mese dopo nella produzione di rum, distillato lo zucchero raccolto nei nostri campi. Avremo la possibilità di convertirlo in monetine d'oro, principalmente con Veronica Veneno. È il momento di inondare le strade con alcol illegale. Ovviamente il ministro degli esteri statunitense esporta 10.000 unità di rum, il quale aumenterà sicuramente i nostri guadagni, ma i rapporti con gli alleati diminuiranno e sicuramente più signori del crimine sull'isola. Sicuramente non possiamo essere imbattibili, dobbiamo avere sempre una sorta di fazione negativa. Essendo una democrazia, come sancisce appunto la nostra Costituzione, la nostra politica del lavoro e sicuramente del crimine ci fa conoscere che i nostri unici nemici potrebbero essere i cittadini stessi, quindi principalmente criminali e soprattutto elettori nemici. Quindi vediamo un po' di stare attenti. Stiamo anche lanciando la nostra piantagione di grano turco, eccoli qua. Però dobbiamo ultimare un altro ranch. Da queste parti notiamo la zona residenziale, il campo da taglio, abitazioni per quanto riguarda principalmente case popolari, e la nostra grande nazione basata sulla fede, sul credo, principalmente fede cattolica, dispone di tantissime chiese e luoghi di ritrovo per i fedeli. Bene, allora, non credo che ci saranno problemi per quanto riguarda l'esercito. Vediamo un po'. Almanacco, politica, vediamo un pochettino. L'asse, minaccia di invasione media. Stanno cominciando di nuovo a rompere le scatole. Intanto qui stiamo... Ah, ci sono le elezioni per adesso in corso. Allora ragazzi, vediamo di riprendere. Intanto proseguiamo. Qui a nord avevamo una miniera d'oro. Ok, stiamo per assumere degli uomini. Perfetto. Qui al sud cosa succede? Le piantagioni di tabacco non hanno alcun... e di ananas non hanno alcuna persona, alcun lavoratore al suo interno. Intanto esportazioni, vediamo. Intanto qui la torre di guardia la ricostruiremo tra poco. Intanto stiamo attenti. Allora, qui la base militare funziona bene. La caserma ovviamente, perfetto. Vediamo un po'. Ah, mi avete consigliato di costruire una centrale elettrica, poi vedremo come cosa utilizzare come carburante. Va bene, il servizio va in modo preferenziale, ok, in modo tale da dare elettricità ai nostri cittadini. Però per quanto riguarda la felicità, vediamo come sta andando, perché è la cosa più importante. Allora, felicità, sicurezza e intrattenimento, la sanità va bene, le abitazioni stanno crescendo pianissimo, però il lavoro va anche discretamente. Allora io direi di potenziare le nostre abitazioni, collocare qualche altra bella casa normale nella nostra zona delle residenze, magari per stare un pochettino più tranquilli. Magari possiamo posizionare le abitazioni dall'altra parte, ecco così, in maniera un po' longitudinale. Ne posizioneremo 4 per adesso e continueremo ad andare avanti. Bene, case popolari pronte. Maura Ibanoz, eccola qui, grande nome per una donna, Maura, mamma mia. Intanto qui il nostro faro funziona alla grande, me ne ero dimenticato del faro. Come vanno invece i rapporti commerciali? Allora, abbiamo solo una rotta commerciale, la quale comprende il pesce di tropico famoso in tutto il mondo, agli alleati, mentre voglio sapere se c'è un po' di rum, però con l'asse. Potete vedere che è qualcosa di interessante. Acciaio, vediamo se c'è carbone, oro, però purtroppo importazioni. Carbone con l'agricoltura, cacao, ananas, latte potrebbe essere utile, però io direi intanto di rimuovere almeno una nave e di utilizzare, vediamo un pochettino, con il rum. Purtroppo i rapporti con l'asse sono molto negativi. Allora, cacao, va bene, per adesso vediamo di esportare anche un bel po' di latte. Aggiungiamo una nuova rotta commerciale per sfruttare questa nuova idea. Magari il latte vale anche di più e quindi possiamo sfruttare i nostri ranch
ranch che ritroviamo da queste parti. L'industria tessile come sta andando? Perfetto. Purtroppo abbiamo una sorta di crisi economica per adesso nel 1925, stiamo vivendo una crisi economica, ma credo che a breve con la prossima imbarcazione verranno convertiti questi $21.000 in appunto nuove costruzioni e nuovi ambienti per la nostra popolazione. Allora ecco che arrivano i nuovi soldini, intanto teniamo sempre pronto l'esercito, però ragazzi abbiamo 3 torri di guardia attive, l'esercito del presidente, i commanderos, il fortino militare e anche 2 elementi importantissimi, la caserma e addirittura anche la base militare. Perfetto, stiamo distillando ancora del rum. Ok, purtroppo Maura e Banuz guadagna punti, li stiamo perdendo. Vediamo se con l'intrattenimento possiamo fare qualcosa. Purtroppo abbiamo disponibile solo il ristorante, però io andrei a potenziare anche qualcosa di interessante, come per esempio, eccolo qui, potremmo posizionare un cabaret. Vediamo un po' il tasso dei nostri cittadini di ricchezza, principalmente non occupati 127, principalmente analfabeti, scuola elementare, vediamo un po', disoccupati 14, baracche 32, senza tetto 119 ancora, maledizione. Vediamo di spendere questi soldi per io un'opera la costruirei ragazzi, ma anche un cabaret, però il problema sono appunto questi dannati queste dannate residenze. Vediamo un po' se ne possiamo mettere qualcun'altra. Ecco, i nostri lavoratori dovrebbero fare in fretta, però, maledizione. Allora, intanto stiamo esportando sempre delle banane, eccole qua, anche da quest'altra parte. Benissimo, vediamo un pochettino. Qui abbiamo dei lama che credo che producano del latte, se non ricordo male. Vediamo un po'. Presidente, la mia carriera di meteorologo è finita. Ho promesso a tutti una giornata soleggiata e ora sull'isola si sta abbattendo un tornado. Mi mancano i vecchi tempi, quando alle previsioni del tempo ci pensava Sanni. E attenzione ragazzi, si alza dal suolo un tornado spaventoso. Ecco, no dai, arriva dal cielo, ce lo manda direttamente, ci arrivano direttamente dalle nuvole i tornadi. Penso che siano 2 tornadi o 1. Attenzione, però ragazzi voglio un attimo stoppare nel bel mezzo della crisi. Voglio solo dare un'occhiata all'interno della nostra sezione di materie prime. Allora, il ranch, allora eccolo qui, scusate per il tornado, eccolo qua, grandioso. Per quanto riguarda il ranch, capre, allora le capre, vediamo un pochettino, vediamo un po', cambia bestiame, vediamo un po', allora, le capre danno il latte, non i lama, va bene, vediamo adesso di cambiare direttamente il sistema di commercio, però intanto siamo nel bel mezzo di una crisi, un tornado enorme ragazzi, the day after tomorrow, adesso ci mancano anche 30 gradi sotto zero al secondo, mamma mia, ecco che arriva di fronte al palazzo del presidente, non è che perdiamo la partita perché il tornado va a distruggere proprio la residenza del presidente, attenzione, intanto si avvicina alla chiesa cittadina, il reverendo entra dentro la chiesa, padre si nasconda, attenzione, mamma mia, vuole appunto spazzare qualsiasi cosa, eccolo, meno male che le nostre strutture sono fatte in cemento armato e sputi di popolazione, quindi terrà molto bene. Attenzione, ancora continua, vediamo se intanto possiamo cambiare la sezione del commercio, quindi latte niente, ananas, caffè, maledizione con questa asse dannata. Quindi vediamo di rimuovere per adesso il latte e intraprendere la strada del, vediamo un po', cacao neanche, maledizione che sfiga. Vediamo un po' per quanto riguarda questa zona, rum, va bene, per adesso ragazzi continuiamo con il pesce che potrebbe andare bene. Allora, attenzione ancora nel tornado ragazzi, tornado mostruoso, i cittadini nemici, sostenitori di Mauro e Banuz si sono, come dire, spaventati, appunto hanno promesso un 3% al nostro presidente perché hanno capito che non c'è speranza di salvarsi se non, attenzione intanto, città tentacolare, che cosa significa? Probabilmente abbiamo sbloccato qualcosa. C'è una rotta commerciale senza navi attive. Abbiamo l'occasione di influenzare no, l'esito amico mio, ma perché dobbiamo iniziare a barare? Nessuna frode elettorale, vinceremo tranquillamente. E intanto $10.000 importantissimi. Qualcuno di voi mi ha detto appunto della centrale elettrica, però io vorrei aspettare ancora un attimo perché voglio rassicurare appunto la nostra produzione. Allora, vediamo un po', la nostra miniera d'oro qua sopra non ha appunto alcun lavoratore. Sono tornato in piena forma. Ora posso predire piogge di bestiame, capanne, immobili sull'intera isola con la massima precisione. Ecco l'elenco dei danni. Allora, un edificio danneggiato, vediamo che cosa è successo. Probabilmente la chiesa. Allora, ripara tutto, certamente. E ovviamente vediamo di attendere. Purtroppo 2 persone morte. Probabilmente sarà il reverendo che si ritrovava da quelle parti. Purtroppo, va bene, ma cerchiamo di attendere adesso il prossimo lavoratore. Intanto altri soldi arrivano nelle nostre casse. Il grano turco è pronto e si continua a distillare rum alla grande. La fermentazione è anche pronta. Però vorrei dare qualcosa di più ai nostri cittadini per quanto riguarda l'intrattenimento. Allora, vediamo un pochettino. Io
collocherei un altro ristorante magari. Vediamo nella zona appunto delle residenze. Ah, ce n'è già uno. Vediamo di metterne appunto un altro anche da questa parte, vicino alle case popolari. Potrebbe essere molto utile, anche costruzione rapida, perfetto. Però il problema è anche la miniera d'oro, perché dovremmo avere altri aiuti da parte degli alleati. Perfetto. Allora, con questi aiuti da parte degli alleati, visto che ci sono problemi per quanto riguarda le abitazioni, perché mi avete fatto notare una cosa: senza abitazioni non c'è lavoro. Quindi collochiamo anche, vediamo le case popolari come stanno andando. Una piccola analisi. Allora, profitto, vediamo se ecco, i residenti sono pochi, però maledizione. Vediamo da questa parte pochi residenti. Ecco qua già qualcuno in più, ma forse perché ecco qua addirittura nessuno. Vediamo un po', addirittura qua pochi. Vediamo nessuno. Ricchezza necessaria bassa. Vediamo di aumentare però la ricchezza delle nostre nuove residenze. Ecco, l'efficacia sicuramente è maggiore. Vediamo di puntare molto sulle nostre case, ragazzi, sulle nostre strutture residenziali. Ancora vediamo di aumentare il budget, perché dobbiamo conferire ai nostri cittadini ottime abitazioni. Vediamo invece queste case come stanno andando. I residenti come al solito, vediamo un po', ecco già qualcuno in più. Vediamo un po' come va. Ecco, io direi, ragazzi, a tutte queste case di aumentare nettamente il budget. Vediamo un po' come sta andando invece l'efficacia. Ecco, già un budget superiore conferisce un'efficacia maggiore. Vediamo un pochettino, eccolo qua. Vediamo di conferire a qualche casa un budget maggiore. Eccolo qua. Arrivano nuovi soldini per voi, ragazzi. Nuovi gnometti nel giardino. Eccoci, alla grande. Anche una cascata finta dalle vostre parti. Ok, vediamo di potenziare anche quest'altra zona. Perfetto, per adesso può andare bene. Vediamo di continuare, perché sono arrivati i risultati delle elezioni, attenzione, battiamo Voglio le mani. essere il primo congratularmi Perfetto, con te. 237 tropicani hanno dato la risposta positiva e giusta, quindi sicuramente possiamo stare tranquilli per qualche altro anno. Allora, in questi anni però dobbiamo rassicurare il nostro vantaggio, ragazzi, perché sicuramente il 62% non è che granché. Dobbiamo riuscire a ottenere magari l'80%, però dobbiamo fare cambiamenti radicali. Innanzitutto dobbiamo riuscire ad aggiungere nuove residenze per i nostri cittadini. Intanto queste residenze possono andare bene, quindi possiamo attendere ancora qualche anno. Le case popolari, va bene. Io direi adesso di posizionare qualcosa di importante, come per esempio l'opera. Lo diciamo sempre, non lo facciamo mai, quindi andiamo a posizionarla magari nella zona interessante, la zona un pochettino più facoltosa, come appunto questa. Però attenzione, perché da queste parti c'era appunto un campo da taglio che adesso elimineremo, quindi l'opera io la posizionerei appunto, vediamo un po', una sezione appunto abbastanza carina, gradevole a livello estetico. Vediamo un po', ecco, posizioniamola appunto qua dietro, va bene. Utilizziamo anche il nostro livello alto di costruzione e andiamo a posizionare appunto altre residenze, come per esempio le ville. Eccole qua, delle ottime ville vicino alla nostra nuova opera principale. Il campo da taglio a breve verrà eliminato, perché abbatteranno questi altri due alberi, così immediatamente, eccoli fatti, a breve verrà appunto fatto fuori. Una missione. Compagno presidente, temo Ciao, che il amica nostro mia. piano rivoluzionario sia in pericolo. Per i comunisti la nostra rivoluzione non è la migliore possibile. Tutte le altre nazioni erigono monumenti per commemorare i successi, va bene, ispirando così le generazioni future. Quello che piacerebbe a me e ai comunisti sarebbe vedere la costruzione di due case popolari, così Tropico potrà diventare un paradiso comunista. Certo, va bene, vediamo di sostenerli. Allora, costruiamo due nuove case popolari, 3000 e qualcosa. Vediamo di posizionarle appunto sulla costa, perché questa deve essere appunto la zona delle case popolari. A breve arriveranno i nuovi introiti. Eccolo via il nuovo, ecco, addirittura 23 cittadini a Tropico. Posizioniamo l'altra sezione delle case popolari appunto qua dietro. Ok, e vediamo di attendere la loro costruzione. Vediamo un pochettino, elevata, benissimo. Attenzione, olè. Allora, vediamo un po', ma io non capisco perché appunto non vanno a viverci delle famiglie, spazi ristretti, attiva per aggiungere spazi abitativi. Ma come potete vedere, ragazzi, i residenti non ci sono. E come dire, è già parecchio tempo che le abbiamo posizionate. Però attenzione, $42.000 di esportazioni. Allora, posizioniamo immediatamente la nostra nuova centrale elettrica. Dove era? Deve essere da queste parti, maledizione. Centrale elettrica. L'avevo vista però, maledizione, forse qui, eccola qua, centrale elettrica, genera elettricità partendo da carbone e gas naturale. Il servizio va in modo preferenziale ai clienti con il budget superiore. Allora, una bella centrale elettrica, vediamo di posizionarla lontano dalla nostra città, perché ragazzi dobbiamo certamente, io allora vorrei fare una cosa del genere, vorrei creare un'area industriale magari da questa parte e un'area magari tropicale, un'area esteticamente gradevole, addirittura
turistica proprio da questa parte per attirare turisti e vivere anche di rendita. Quindi una centrale nucleare, quello che è appunto una centrale a carbone, la posizionerei proprio qua giù, proprio molto lontana dalla nostra zona turistica. Ecco, per esempio in questa sezione, in modo tale da risparmiare più territorio addirittura inesplorato. Quindi intanto io direi di andare ad esplorarlo. I nostri grandi commanderos, esplora, vediamo di mandarli qua giù. Ok, è una centrale elettrica, la posizionerei magari da questa parte. Ok, può andare abbastanza bene. Quanto ci vuole per costruirla rapidamente? Abbastanza. Vediamo di posizionare anche una bella strada. Passiamo avanti. Ok, scendiamo e uniamo ovviamente tutto. Allora, con questi soldi io direi ancora di potenziare le nostre case, nuove residenze, sì, perfetto. Allora, vediamo di metterne appunto un paio qua dietro, un altro paio in maniera perfetto, in orizzontale. Va bene. Va bene, perfetto, stiamo esportando anche il room. Le nuove case popolari stanno per essere ultimate. Per velocizzare un po' il tutto le costruiamo appunto immediatamente. Vediamo come sta andando. Eccole, i comunisti sicuramente ci daranno un'ottima notizia. Eccole qua, e il sostegno arriverà sicuramente. Intanto il nuovo ranch verrà posizionato, magari un ranch per quanto riguarda il latte, magari in una zona con dell'erba abbastanza buona per i nostri grandi nuovi amici animali. Perfetto. E vediamo un po' come sta andando. Con gli editti possiamo fare qualcosa. Lo sviluppo urbano mi sembra che l'abbiamo emanato, però sarà scaduto probabilmente. Guerre mondiali, industrializzazione, bello, piano quinquennale. Allora, riduce il costo di tutte le fabbriche per i prossimi 2 anni. Purtroppo le fabbriche... Ma aspettate. Vediamo un po'. L'industria tessile, produzione mensile 1200. Lana, cotone, stoffa. Ma siamo in un surplus? Cioè, un'unica fabbrica non riesce a smaltire tutto? Vediamo. Allora, lavoratori ci sono, leader sindacale anche. Ma io penso che possa andare bene. Profitto 156.000 totale. Va bene, ma cioè, forse dovremmo andare a costruirne qualche altra. Però vediamo un pochettino. La distilleria di rum funziona anche molto bene. Vediamo di posizionare un magnate. L'efficacia con budget massimo aumenta di 10. Perfetto. Io direi, ragazzi, visto che per la nostra distilleria c'è bisogno di tanto zucchero, andremo a posizionare con questi soldi altre piantagioni di zucchero, come per esempio, eccola qua, un'altra bella piantagione proprio qua dietro. Ok, attenzione però a sfruttare tutto il territorio circostante. Ecco, questa è una zona negativa. Ecco, questa zona qui, i nostri commanderos stanno esplorando laggiù però. Allora, vediamo un po'. Andiamo a selezionare appunto la nostra sezione dello zucchero. Allora, qui c'è un po' di spazio, perfetto. Zucchero, altro zucchero. Bene, allora, perché andando un'occhiata al nostro almanacco vediamo che i senza tetto sono 141 con 36 baracche, però le case ci sono, l'avete visto ragazzi. Le nascite, l'immigrazione, lavori ce ne sono tantissimi per analfabeti. La nostra popolazione è principalmente analfabeta, date un'occhiata. Però sicuramente hanno 8-2 anni, eccoli qua, sono davvero molto piccoli, dobbiamo aspettare qualche anno in più. Però con la nostra scuola penso che vada bene. Vediamo un po', allora abbiamo non occupati della scuola elementare abbastanza, quindi tutti i non occupati che ci sono analfabeti purtroppo hanno un'età che varia dagli 0 ai 10 anni. Quindi ragazzi dobbiamo attendere che inizino a esserci appunto dei bambini pronti come nuovi adulti. Ma dando un'occhiata all'interno della nostra Costituzione, vediamo, politica del lavoro, infanzia felice. Ecco, potremmo cambiare qualcosa. Allora, lavoro per tutti, lavoro minorile e pensionamento tardivo, aspettativa di vita e soddisfazione lavorativa ridotta probabilmente. Noi abbiamo per adesso infanzia felice, quindi i cittadini che riescono a compiere 16 anni sono tenuti a prestare lavoro, mentre con la prima tutti i cittadini che riescono a compiere 13 anni, quindi risparmieremmo qualcosa in più. Ma meglio rimanere così, non vorrei alterare. Lavoro minorile è brutto, quindi attendiamo. Milizia, religione, stato, teocrazia, diritto di voto. Va bene, per adesso dobbiamo attendere qualche anno che questi cittadini si sveglino e che iniziano a crescere molto più rapidamente. Va bene, adesso la sera annaffieremo ragazzi, gli annaffieremo i piedi, così cresceranno molto più rapidamente. Intanto proibizionismo, ok. Vediamo qua come sta andando. Abbiamo emanato anche il possesso delle armi, razioni extra. Fondo di pronto intervento, riduce in modo permanente il costo per costruire gli edifici e riduce il numero di vittime provocate dai disastri. Potrebbe essere utile. Concessione edile, aumenta del 20% il costo degli edifici, ma ovviamente il resto viene trasferito sul conto svizzero. Censimento, scopri dei cittadini con capacità speciali adatti a lavorare come gestori degli edifici. No, per adesso non c'è bisogno. Ok, stiamo andando ad esplorare. Credo che adesso ragazzi è arrivato il momento di salvare la partita.